Ieri la manifestazione del PDL con Berlusconi che ha parlato alla folla. Le prospettive del governo secondo lei? Ma penso che sia chiaro che ormai i giorni contati, qualcuno parla di ottobre, parla dell'autunno. La verità è che questo governo di risposte concrete ai nostri territori non ne ha date. Noi ci attendavamo una ripresa dell'economia, l'occupazione che ancora non c'è e questi sono i parametri che noi utilizziamo per leggere l'azione del governo, che è nulla. Secondo lei veramente il PDL darà il sostegno al governo? Questo non glielo so dire, non ho la sfera della verità, posso dire semplicemente che a me sembra che ci sia mischia al centro, come si direbbe da un punto di vista rugbyistico. Questa mischia al centro rischia ovviamente di far deflagrare tutto. E in questa mischia al centro la Lega che ruolo dovrà avere secondo lei? Ma io spero quella della difesa delle istanze del Nord. Il semplice applicare dei costi standard significherebbe per noi la rinascita, ma per l'Italia intera uscire dalla crisi. Questo non lo si vuole fare per ancora salvaguardare gli sprechi di qualcuno. Quindi potrebbe essere l'occasione della Lega per andare al voto contro il governo? Ma guardi, noi non votiamo contro qualcuno, votiamo per qualcuno. Noi votiamo e sosteniamo le battaglie del Nord, le battaglie del nostro Veneto, che ha una necessità impellente, quella di rispondere a un ragazzo su due che non trova lavoro in questo momento. Incontro Tosi, ministro Kyenge. Sono state le scuse da parte del sindaco di Verona anche a nome dei leghisti che non si sono scusati. Il suo commento? Ma doverose le scuse che abbiamo editato ormai in 1000 edizioni con 1000 varianti, direi che ormai penso sia acquisito che ci siamo scusati, stiamo parlando di pochissimi casi isolati per i quali fra l'altro si sono scusati anche personalmente. Direi che io spero che questa vicenda si chiuda velocemente perché con il ministro Kyenge vorremmo parlare di immigrazione e di integrazione, ma concretamente. Ha avuto risposta di un eventuale incontro con il ministro? No, io resto a disposizione, nel senso che se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto o viceversa. Dico, non è voluta venire a Cervi alla nostra festa, io sono a disposizione per qualsiasi festa del PD per fare un confronto, non scontro, ma un confronto sincero, sereno e democratico per parlare di temi di immigrazione, ma soprattutto per parlare del modello del Veneto, che potrebbe essere un modello nazionale. Che è in contrasto comunque con, diciamo così, il credo su questi temi della Kyenge. Ma guardi, noi non abbiamo nulla da condividere sulla partita dello Ius Soli, cioè dare la cittadinanza a tutti quelli che nascono qui. Siamo invece convinti che la partita sia una partita di civiltà da affrontare, che è quella di un'immigrazione che vuole integrazione, una immigrazione possibile, ma soprattutto pensare che dall'altra parte ci sono i cittadini, i nostri cittadini, che hanno anche loro diritti a delle risposte. Controlli da parte della Guardia di Finanza, manovrata dall'Agenzia delle Entrate, nelle località balneari, in Veneto, a Jesolo e sotto Milano. Commercianti arrabbiati per questa spettacolarizzazione dei rifiuti. Il suo parere? Guardi, mi metto nei panni dei commercianti, sei lì a lavorare, caldo, sudore e cerchi di far cassa a fine giornata, immagino che avere anche questo piccolo disturbo sia un problema. Dall'altro c'è un venticello che gira a livello nazionale, ne ho sentito parlare, vorremmo anche capire se questi controlli sono stati equi da campione d'Italia a Canicattì. Questo è un quesito legittimo che un governatore deve fare. L'ultimo aspetto fondamentale, io ambirei di vedere sempre più un fisco che si riforma e magari vedere dei controlli a modi tedeschi dove ti chiamano prima, ti telefono e dicono prepari i libri, passeremo fra una settimana e questo ancora non accade in Italia. E questa è l'evasione da combattere? Le evasioni sono altre, ci hanno raccontato la favola che ci sono 100-120 miliardi di euro di evasione, ci dicono che ogni anno fanno un sacco di recupero di evasione, la verità è che poi non ci raccontano mai del consuntivo, che finite le cause e pagati i grossi avvocati di soldi se ne portano a casa pochi e noi non ce la facciamo più a sbarcare il lunario. Io sono veramente convinto del fatto che oggi se c'è una microevasione, ma noi non siamo un popolo di evasori, lo si fa spesso per sopravvivere e questo deve essere un dato concreto e non ci deve essere paura a dire queste cose, perché con una tassazione del 68% le nostre imprese molto spesso si trovano di fronte a dover decidere se salvare il posto di lavoro, se salvare l'impresa o magari commettere qualche illegalità. Io non sono per l'illegalità, si devono pagare le tasse, le debbono pagare tutti, ma se lo Stato non interviene velocemente nella aliquota unica e inasprendo le pene per chi evade, non ne veniamo più fuori. Alcune associazioni commercianti hanno protestato per quanto riguarda il numero di controlli nel nord Italia inferiore a loro dire
a quelli avvenuti nel sud Italia. Vuoi commentare? Ma hanno ragione, anche perché basterebbe guardare la TV, la vostra stessa TV, e quando ci fa vedere le piazze di alcune località del sud ci fa vedere i ragazzini che girano in motorino, in due nel motorino senza il casco. Già lì c'è un tema di legalità non rispettata, figuriamoci se quello dello scontrino magari è qualcosa che è consono. Io dico semplicemente non ci sono cittadini di serie A e di serie B, tutti i cittadini devono essere assoggettati ai controlli in maniera equa, quindi da nord a sud.